La scuola cresce sia quest'anno in termini di alternanza scuola-lavoro, si sperimenta con queste strutture tecnologiche di supporto e le mette in campo per dare anche risposte al territorio in collaborazione per esempio con musei della città, con l'archivio storico, con l'osservatorio astrofisico. E poi non dobbiamo dimenticare l'esperienza importante dello scorso anno. Il Vaccarini ha avuto il primo posto a Zero Robotics in questa competizione internazionale, dove sostanzialmente una cultura scientifico-tecnologica con presupposti informatici, dove veramente gli allievi in gioco su basi certe e soprattutto in una competizione di tipo prima nazionale e poi internazionale, sono riusciti a programmare e a raggiungere un risultato finale in un ambiente apparentemente di gioco, ma gioco veramente quasi di spionaggio di alti livelli, in collaborazione con il MIT e con il centro, con l'Eurospace, l'agenzia appunto europea dello spazio. In Belgio l'anno scorso la gara ha avuto luogo, grandi risultati e un primo posto. E poi tutti i risultati che la scuola comunque ottiene in campo sportivo, e in questo caso con il terzo anno dello scientifico sportivo proveremo a conciliare alternanza scuola-lavoro e taglio scientifico-tecnologico.